Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dalla mascherina, inizieremo a fare un piccolo protocollo molto semplice alla portata di tutti per attirare abbondanza o lavoro o qualsiasi cosa che sia positivo per la vita delle persone che mi seguono e vogliono attuare questo protocollo di abbondanza. Però prima vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook quando avete tempo e al gruppo di Telegram dove ogni lunedì alle 20:30 abbiamo degli incontri di studi esoterici. Bene, e se vi scappa anche un super like è sempre ben accettato. Adesso però iniziamo. Prima però di iniziare vi voglio dire che cioè l'ideale sarebbe che voi aveste già visto la pillola sulla meditazione della stella di Davide, così che quando iniziate con questo protocollo per l'abbondanza siate anche schermati e protetti da qualsiasi altro tipo di vibrazione negativa. Non perché questo circuito, questo protocollo sia negativo, ma è sempre meglio essere positivamente protetti. Quindi o fate l'ovetto luminoso oppure fate la stella di Davide prima di iniziare un protocollo del genere. Quindi iniziamo e vediamo le varie fasi. Vi ricordo che tutti i circuiti li potete scaricare nel sito del capitano.altervista.org oppure venirli si trovano nel gruppo di Facebook di Ildegard e Marietto Veneziano. Quindi mettiamo ad esempio il nostro testimone nel quadrante radiostesico per la valutazione per vedere se questo trattamento va bene per noi, cioè voi dovreste farlo per voi stessi. Quindi noi chiaramente, io non lo metto per il semplice fatto che sono io, ma se volessi fare il testimone per mio figlio, per mia figlia o per un mio parente o per un mio cliente, metterei il testimone e chiederei se questo trattamento va bene, questo protocollo funziona anche per lui o per me. E in questo caso qui vedete il pendolino dice di sicuro di sì. Vedete? Bene, a questo punto sono sicuro che funzionerà bene. Mi fermo e prendo il prossimo quadrante è che vi dice quadrante radiostesico mesiani. Perché devo valutare quando iniziare questo lavoro. Cioè non è che si può iniziare dall'oggi al domani, è poi sempre di luna crescente. Quindi voglio vedere, ad esempio, se voglio trovare più lavoro o trovare un lavoro, mi metterò a chiedere quando posso iniziare a fare questo protocollo radionico, che però si usa la radiestesia per farlo. E mi dice che potrei già iniziare in luna crescente in marzo, aprile, in marzo, vedete? Quindi mi consiglio di iniziare già in marzo a farlo, con la luna crescente di marzo. Quindi io aspetterò chiaramente la luna crescente di marzo. Bene, fatto questo, passiamo al prossimo, che è un tassello molto importante, e cioè noi useremo anche in questa ricerca in questo protocollo di radiostesico per attivare l'abbondanza verso di noi anche i numeri Busby, così siamo sicuri che è una cosa molto personalizzata, è solo per noi. Quindi avete già visto le mie pillole con i numeri Busby, comunque lo ripeto, mettiamo il nostro pendolino qui e chiediamo quanti numeri abbiamo bisogno per avere i numeri Busby, ad esempio per l'abbondanza, o ad esempio potrebbe essere la ricerca di lavoro o più clienti. E questo qui mi dice in questo momento, vedete, mi dice 12. Quindi io metterò il ditino qui e comincerò a cercare i vari numeri. Ad esempio il primo numero, vedete, sarà 3. Quindi mi fermo, prendo una penna e scrivo il numero 3. Poi rimetto il ditino all'indice su qua e cerco il secondo numero. Il secondo numero ancora sarà invece 4, quindi mi fermo e scrivo 4 e così via fin quando non ne ho trovati i 12. Quindi avrò questo foglietto che starà a indicare i numeri Busby per me, per la mia, come si suol dire, ricerca di abbondanza
o in un certo senso attivazione magari di un posto di lavoro. Quindi spostiamoci e adesso inizia un'altra parte. Noi abbiamo già fatto praticamente la stella di Davide come protezione, ma dobbiamo utilizzare anche questo circuito per essere protetti. Quindi cosa facciamo? Prendiamo questo circuito e lo guardiamo attentamente per almeno un paio di minuti, così che entri nel nostro subconscio, si fermi e ci protegga per queste varie operazioni che noi facciamo. Bene, fatto questo siamo sicuri che siamo al riparo da entità negative o parassiti astrali che magari vogliono in un certo senso approfittare della nostra, come si dice, ingenuità o bontà. Quindi fatto questo abbiamo attivato il nostro subconscio, questo circuito protettivo che abbiamo fissato per 2-3 minuti attentamente, lo leggiamo tutto, lo guardiamo attentamente e lasciamo andare. E adesso viene l'ultima parte. Qui avete il fogliettino e scrivete e lo mettete qua dentro nell'intercangolo e qui diamo forza e smalto alle candele, perché in questo protocollo useremo anche le candele. Le candele le dobbiamo battezzare e inizializzare, quindi noi scriveremo ad esempio ricerca lavoro, oppure abbondanza, oppure il vostro nome e cognome chiaramente e data di nascita, e poi ad esempio quello che volete raggiungere, che il mio curriculum abbia successo, oppure che in questo posto di lavoro mi tengano, oppure voglio più abbondanza per la mia vita, per la mia famiglia e quant'altro. Poi prendete, lo incidete con un ago praticamente, poi prendete dell'olio e chiaramente, visto che come si dice, la benedizione, le vibrazioni positive devono venire verso di voi, voi prendete l'olio di oliva e lo spingete verso di qua. Ma questo ho fatto anche un bellissimo video che spiega come battezzare e inizializzare le candele. Dopodiché prendete il circuito, lo ponete verso nord, qui avete magari il vostro numerino Busby, ma metteteci anche una vostra fotografia, un testimone, così da essere più sicuri, e posizionate la candela in questo posto, su qua, vedete? La dovete posizionare qua, così che praticamente la candela, vedete, quando si accende praticamente passa il flusso di energia e va, perché questa è una spilla molto speciale, è un circuito speciale radionico che potete trovare nel sito alcapitano.altervista.org, e qui chiaramente qui sotto non è che lascerete la candela così, ma metterete una piccola come si suol dire, un piccolo appoggio, così che la candela, facendo cadere la cera che si scioglie, non sporca la vostra macchina radionica. E qui mettete il vostro nome, cognome o testimone e il numero Busby e lasciate la candela che lavori chiaramente sempre con la luna crescente, all'inizio della luna crescente, così che la candela si possa, come si suol dire, imprimere nella lastra eterica della luna, e quindi ricarica di energie positive il vostro numero Busby e il vostro testimone di quello che voi avete richiesto, che potrebbe essere tranquillamente abbondanza, oppure potrebbe essere un posto di lavoro più sicuro o qualsiasi cosa che sia positiva. Però vi ricordo sempre, prima fate o la meditazione della stella di Davide oppure l'ovetto luminoso. Ecco, bene cari amici, questa piccola pillola per attirare l'abbondanza al posto di lavoro finita qui. Vi ricordo però che deve essere sempre fatto per 9 lunazioni, non c'è sconto, bisogna farlo per 9 lunazioni, quindi 9 mesi di fila, una volta al mese bisogna attivare sempre con lo stesso numero Busby, si fa una volta il numero Busby, si tiene sempre la stessa macchina radionica, poi finita la candela si lascia in un posto sicuro e si riattiva il mese dopo. Bene cari amici, il vostro Marietto Veneziano ha finito qui questa piccola pillola veloce sull'abbondanza. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!